il nostro consueto appuntamento con Io Compro Siciliano Live. Bentrovati a tutti quanti e benvenuti. Come sempre, quest'oggi vi racconteremo qualcosa di straordinario che riguarda la nostra terra. Ma prima di iniziare, l'invito è quello di andare a visitare www.iocomprosiciliano.com, il più grande marketplace del Made in Sicily, dove ci sono sempre tante sorprese e tante belle realtà da scoprire. Oggi andremo a Favara e lo faremo andando a visitare quello che è un luogo eccezionale, sicuramente unico nel suo genere nel nostro territorio. E allora diamo immediatamente il benvenuto all'interno di Compro Siciliano Live a Florinda Saieva. Buongiorno a tutti, ciao Eliana. Ciao Florinda, ben arrivata. Grazie, grazie. Quella che racconteremo quest'oggi è una storia molto appassionante e particolare, una storia che è iniziata nel 2010 più o meno, la storia ovviamente del Farm Cultural Park che in tanti conoscono, però mi piacerebbe con te fare proprio qualche passo indietro e parlare di quel momento in cui tu che avvocato decidi di trasformare il volto di Favara, di questa bella realtà dell'Agrigentino che sicuramente prima del 2010 aveva tutt'altro volto rispetto ad oggi. Cosa è scattato in te, anche in Andrea, in tuo marito, nella scelta che avete fatto? Ma sicuramente il desiderio e il forte amore per la mia terra, per la nostra terra, la Sicilia, perché quando abbiamo cominciato io e Andrea eravamo lì per trasferirci definitivamente a Parigi. Dovevamo fare una scelta se costruire il nostro progetto di vita oltre le Alpi o se tornare qui a Favara. Io ho deciso Cosa di tornare. facevate a Parigi, Florinda? Perdonami, ci facciamo un po' di fatti vostri. Sì, fate un po' di fatti nostri ed è bello farsi i fatti nostri perché quando è nata Carla, io e Andrea siamo appassionati di arte contemporanea, di architettura contemporanea, avevamo preso in affitto una casa a Parigi e facevamo avanti e indietro, un po' perché lì volevamo un po' vivere la nostra intimità lontana dal nostro lavoro, lontana da tutti e goderci nostra figlia che era appena nata. E poi in qualche modo Parigi è una città che offre tantissimo della contemporaneità, pur rimanendo legata comunque pur avendo una sua forte identità. Per cui scherzando dicevamo facciamo questo master. Il famoso learning by doing, noi l'abbiamo messo in pratica, per cui stavamo lì, io soprattutto 15 giorni, Andrea una settimana al mese, giravamo gallerie, frequentavamo gli ambienti culturali e in qualche modo ci stavamo formando inconsapevolmente per quella che poi sarebbe stata l'esperienza di Favara. Ma tornando indietro al perché siamo tornati a Favara, Carla doveva, nostra figlia, la primogenita, dovevamo iscriverla banalmente in un asilo e dovevamo decidere dove. Andrea inizialmente voleva che noi rimanessimo a Parigi, ma per il suo lavoro non si sarebbe potuto trasferire. Lui fa il notaio, giusto? Lui fa il notaio, sì, quindi non si sarebbe potuto trasferire a Parigi e allora ho detto no, torniamo in Sicilia e facciamo tesoro di quello che abbiamo imparato in questi anni e proviamo a costruire, a restituire alla nostra terra quello che è il nostro know-how, il nostro background, le nostre conoscenze. E da lì è iniziato tutto. Quindi l'idea, voi avete visto tanto e poi avete detto, ok, trasformiamo proprio il territorio urbano, perché non è che avete detto mettiamo su un museo, facciamo non so, una collettiva di artisti, facciamo un'operazione temporanea, cioè voi avete cambiato il territorio. Sì, in realtà non siamo stati noi direttamente e solamente a cambiare il territorio, ma tutte le attività e il processo che in qualche modo si è venuto a creare. Di fatto, uno dei luoghi che a noi sta più a cuore a Parigi è il Palais de Tokyo, che è un museo d'arte contemporanea, però che non ti fa sentire a tuo agio. Quando entri in quel luogo ci sono degli spazi legati alla socialità, anche proprio gli spazi così come sono concepiti, non hanno la rigidità di un museo. Per cui quando siamo tornati noi già organizzavamo delle mostre d'arte, abbiamo detto perché non provare a trasformare un piccolo spazio che è il nucleo centrale dei Sette Cortili in un cuore pulsante della città.
Naturalmente questo è stato possibile anche perché il costo degli immobili a Favara in centro storico era veramente bassissimo, per cui anche dovendo fare due conti con, con le nostre, banalmente con le nostre economie. Certo, nel centro di Parigi sarebbe stato un po' più complicato. Sì, assolutamente sì, ma infatti noi venivamo da un appartamento in affitto che diciamo che 2 mesi di affitto a Parigi ci hanno consentito di comprare un immobile e quindi anche un po' di poter iniziare questa operazione. Ma l'aspetto più importante e interessante di Farm è quello che si è generato attorno a Farm, perché il processo e il progetto ha restituito alla città, ai cittadini, una dimensione di possibilità. Probabilmente abbiamo dato una lettura diversa al nostro centro storico, una lettura diversa alla nostra città e soprattutto una lettura diversa a quelle che sono le nostre potenzialità, perché spesso i nostri centri sono abbandonati, le nostre città sono abbandonate, ma soprattutto noi abbandoniamo l'idea di poter fare qualcosa per il territorio e crediamo che le cose realmente non possono cambiare. Invece il nostro esempio in qualche modo ha fatto sì che tante persone iniziassero a fare delle cose per la propria città e investire sul proprio territorio, e questo naturalmente poi ha scatenato una macchina infernale. Bellissima, una macchina meravigliosa però, quel caos infernale produttivo però creativo che si esprime e si declina in tantissimi modi. Sarà impossibile, lo dico subito, metto le mani avanti oggi, riuscire a parlare di tutte le iniziative che in questi 10 anni sono nate da Farm, però proveremo un po' a far vivere questa realtà per i tanti che magari ancora non hanno mai messo piede a Favara in questi ultimi 10 anni e quindi non hanno avuto modo di conoscere questa realtà. E qui che chiamo in causa la nostra regia, Paolo Gatto, per vedere il primo dei 2 contributi video che ci permettono appunto di vivere proprio l'atmosfera di Farm Cultural Park. Vediamo. I think Favara is one of the world's capital of urban regeneration. Lovely people, lovely place. Nobody believed it was possible to attract hundreds of thousands of tourists to Favara from all over the world. They were wrong. At a certain point, a spaceship landed. Since then, everything started to change. Today, Farm Cultural Park acts like a tornado in the current debate about how small communities can survive global changes and economic crisis. Young people from all over southern Italy are changing their towns. Thanks to inspiration from the farm. Children of Favara are having an experience that children of New York, Tokyo, and Milan can only dream of. Glorinda and Andrea are dedicating their entire life to this project. It's an enormous commitment. Farm is questioning the ugly habits of the political and bureaucratic system. In Favara, they are playing an important game that concerns the whole country. Who will win? The old corrupt system or the power for a change? Tutti quanti in tutto il mondo hanno parlato di Favara e continuano a parlare di Favara grazie a Farm Cultural Park. Ma quello che mi chiedo io è se quando voi avete iniziato a mettere, no, la prima pietra così simbolica di questa farm, pensavate che potesse avere tutto questo grande risalto? Ma in realtà noi abbiamo cominciato innanzitutto per noi stessi e per la nostra comunità. Non abbiamo pensato a quelli che potevano essere gli effetti, come un nostro carissimo amico Maurizio Carta ha chiamato l'effetto F, l'effetto Favara. Sicuramente abbiamo cominciato per stare bene in questo territorio, stare bene a Favara e non considerarla come una città dormitorio, perché il rischio era questo. Noi che eravamo abituati a viaggiare, a vedere tanto, il rischio era di lavorare e poi scappare il fine settimana.
però non... Tra l'altro parli di viaggiare, ma ricordiamo anche le difficoltà negli spostamenti, quando si parla ancora oggi di tutte quelle che sono le grandi infrastrutture che servono nel territorio nazionale. Ricordiamoci che in Sicilia collegamenti, qui veniamo con l'Agrigentino, ci sarebbe tanto da fare per rendere più facile spostarsi in entrata e in uscita, visitare, cioè praticamente voi avete portato il mondo a Favara, dice è complicato uscire, entrare, portiamo tutto il mondo a Favara e saranno gli altri a venire qui. Noi scherzando diciamo che venire a Favara è un atto di fede. In questi anni però è vero che non è così semplice, i collegamenti non sono proprio i migliori. No, non è così semplice, ma anche su questo bisogna un po' rompere gli schemi, perché questo diventa anche un ostacolo che noi stessi ci poniamo nel voler mettere in atto dei processi di cambiamento e anche delle attività imprenditoriali. Noi non ci aspettavamo tutto questo successo, non ci aspettavamo di diventare quello che oggi noi siamo, però abbiamo lavorato perché questo accadesse. Abbiamo lavorato 365 giorni l'anno, non ci siamo mai fermati da quel 25 giugno, non è passato un giorno in cui non abbiamo lavorato a questo progetto e alla crescita di questo progetto. Naturalmente con tutte le difficoltà del caso e con tutti diciamo, gli ostacoli possibili e immaginabili, ma che noi abbiamo sempre affrontato con il sorriso, con la disobbedienza. E con tanto disobbedienza comunque, nei confronti di chi? Ma disobbedienza nei confronti di tutti quando è stato necessario. Noi abbiamo disobbedito con generosità, aprendo delle piste che poi sono state percorse da tanti altri. Considera, noi siamo partiti 10 anni fa. 10 anni fa non c'era nessun tipo di regolamento, nessun tipo di normativa che facesse riferimento alla rigenerazione urbana. Se tu pensi, la regione siciliana solo l'anno scorso ha buttato giù una legge sulla rigenerazione urbana, ma che ancora trova tantissima difficoltà ad essere applicata, con tantissimi vincoli, e quindi in alcuni casi noi abbiamo un po' come dire, cercato il dialogo con le pubbliche amministrazioni, e facendo capire che talvolta bisogna aggirare l'ostacolo e che l'innovazione passa attraverso la rottura di alcune regole. Scherzando io dico sempre che se noi ci fossimo sempre attenuti alle regole, probabilmente oggi le donne non voterebbero, ci sarebbero ancora le leggi razziali e chissà quante altre cose, per cui ogni tanto bisogna avere anche il coraggio di rompere le regole, e con molta provocazione, anche utilizzando l'arte come strumento di provocazione e di rottura. E poi usando la testa, quando le regole non sono quelle giuste, e usando la testa lo si può capire. Ma poi anche la rottura delle regole e la disobbedienza nei confronti delle convenzioni, perché noi viviamo spesso le vite che gli altri vorrebbero che noi vivessimo, e ci convinciamo che sia la cosa giusta da fare. E invece noi abbiamo avuto la fortuna di avere la libertà di pensare e progettare il nostro futuro e la nostra vita così come noi ce la siamo immaginata, per noi e per le nostre bambine. E questa è una cosa molto importante, soprattutto un messaggio molto forte da dare ai giovani, che spesso sono ingabbiati in delle convenzioni, nei pensieri dei loro genitori e nei pensieri di chi proietta le proprie aspirazioni nel loro futuro. Ecco, è il momento proprio quello è il momento in cui bisogna ribellarsi e affermare la propria identità e la propria personalità. Che poi può sembrare anche strano, perché tu dici un avvocato e un notaio, questa coppia che le regole le ha studiate nella vita approfonditamente, di codici ne ha dovuti mangiare in quantità, quelle regole da conoscere al massimo per capire forse proprio dove serve portare qualcos'altro, dove serve riempire i luoghi e le persone soprattutto, e nutrirle di altro. Abbiamo un altro video che ci riporta all'interno di questa bellissima realtà, continuiamo a guardarlo insieme su Io Compro Siciliano Live.
There is a lie that nothing can change, that we are in a world in decline within which what we think and do can't make the difference, that we have no choice. We subject ourselves to a limit that no one has imposed on us, and that we have given ourselves with our way of thinking and doing, or rather not thinking and not doing. The limit is all in our head, in the copy of the copy of the copy of an attitude. Che poi la scelta è proprio questa, quella di investire nella propria città. Ci troviamo però adesso, a più di 10 anni di distanza dalla creazione di Farm, in un momento storico molto particolare. Quindi Florinda, ti devo chiedere cosa è accaduto nell'ultimo anno, vi siete fermati, avete continuato a muovervi, cosa c'è in programma per questo 2021? Per il 2021 ci sono in programma tantissime cose, noi non ci siamo mai fermati se non nell'apertura al pubblico. Causa forza maggiore abbiamo dovuto chiudere gli spazi, però abbiamo continuato a progettare e a mettere in atto delle politiche di cambiamento molto importanti. Il video che abbiamo appena visto riporta proprio la frase di Michele Gerace, che è un nostro carissimo amico, dove dice: noi abbiamo smesso di pensare sostanzialmente e vediamo solo bianco e nero, scegliamo solo il colore al quale accodarci. E in questo periodo noi invece abbiamo buttato lo sguardo oltre Farm, abbiamo buttato lo sguardo nella nostra città. Per cui abbiamo immaginato che se negli ultimi 10 anni a Favara è stato prodotto un cambiamento, è stato prodotto dai nostri cittadini, dalle singole persone. Non c'è stato nessun politico, nessuna amministrazione che ha cambiato le sorti di noi cittadini. E questo non per mancanza di volontà, ma se pensiamo ora all'ultimo governo che è stato appena fatto, come e quando potrà incidere sulla nostra vita personale. Invece in questi 10 anni i cittadini si sono attivati in maniera spontanea per generare un cambiamento. Allora ci siamo chiesti: perché non metterci in rete, perché non metterci insieme? Le nostre banche sono piene di soldi e pieni di risparmi, perché specie in momenti di crisi noi italiani cerchiamo di risparmiare. Abbiamo questa paura di spendere che non fa altro che tirare il freno a mano a un'economia già in grandissima difficoltà, purtroppo. Però questa economia in realtà non è che noi non spendiamo, facciamo in modo che i nostri soldi li spendano gli altri, continuino a spenderli i grandi gruppi, le aziende quotate in borsa, e i banchieri lo fanno per conto nostro, decidendo senza interpellarci. Allora abbiamo detto: perché non mettere insieme 1/10 dei risparmi dei nostri cittadini, il capitale umano che abbiamo a disposizione, perché poi se la nostra veramente è una terra ricca di persone straordinarie, e il capitale immobiliare ad alto potenziale trasformativo, e iniziare a prendere, a capire cosa vogliamo fare della nostra città. Per cui abbiamo messo in atto uno strumento, stiamo cercando di piegare lo strumento capitalistico per eccellenza, che è la società per azioni, trasformandola in un'impresa sociale, e da qui nasce SPAB, Società per Azioni Buone, che coinvolge diversi cittadini di Favara che hanno deciso di comprare un'azione di questa società, che dovremmo costituire a breve. In realtà avevamo fissato la costituzione l'anno scorso, il 21 marzo, poi sappiamo cosa è successo, ma non abbiamo buttato questo tempo, perché abbiamo lavorato per, come dire, progettare più minuziosamente su quello che potrebbe fare questa società, e a giorni costituiremo. Tornando più strettamente a Farm, Covid permettendo, a fine marzo dovremmo inaugurare Countless Cities, la seconda edizione della Biennale delle città del mondo. Quest'anno il tema è People Live Here, quindi cercheremo di esplorare attraverso il racconto di 25 città
quali sono le nuove forme di vivere sociale, individuale e collettivo. Cercheremo di capire quali sono le nuove forme di business che in qualche modo alimentano l'economia delle varie città, e infine come le città si stanno muovendo e si stanno comportando di fronte all'esigenza climatica, all'emergenza climatica. Questo in 25 padiglioni curati da università o da artisti e curatori provenienti da tutto il mondo. Dovremmo inaugurare il 26 marzo, quindi l'occasione giusta per venirci a trovare a Favara. Bellissimo. Possiamo ricordare anche i punti di riferimento web prima di salutarci? Leggiamo anche qualche messaggio, ma ti chiedo sito, dove troviamo tutte le informazioni su Farm, in modo tale da sapere quando andare, dove, a chi chiedere informazioni e tutto. Allora, sicuramente sul sito ci sono tutte le informazioni, c'è anche la nostra mail, il nostro numero di telefono, abbiamo una pagina Instagram molto attiva e poi abbiamo la pagina Facebook, e da poco abbiamo attivato una pagina members di Facebook, per cui un'affiliazione, una membership online per chi vuole seguire quotidianamente tutti i contenuti di Farm e quello che facciamo, vuole incontrare curatori, gli artisti. Diciamo è un gruppo dove la discussione è molto viva, dove ci sono tantissimi contributi anche di persone straordinarie, per cui basta scegliere. Bellissimo, grazie Florinda. Un paio di messaggini prima di salutarci, vediamo John Blandi che ci saluta da New York. Ciao John, dice buongiorno a tutti gli amici di Io Compro Siciliano, salutiamo anche Luca Leonardi che ci ricorda sempre il nostro hashtag, ancora Lina Stabile che dice ciao Florinda Saieva, buongiorno a tutti da parte di Vincenzo Spinelli, come sempre tanti collegati. C'è Selina Alcalà che dice bonjour carissime Eliane, a tutti gli amici di Io Compro Siciliano, ancora un ospite di eccezione, e veramente con Florinda oggi stiamo raccontando qualcosa di spettacolare che è diventato realtà ed ha quasi dell'incredibile la storia di Farm. Mauro Todaro ti fa i complimenti e ancora Luca dice questo è esempio di come portare avanti il territorio siciliano, però ci vuole tanto coraggio, ci vuole soprattutto tanto studio per riuscire a fare una cosa bene e riuscire a portarla avanti a questi livelli. E studio, come dicevi tu, non significa solo libri, ma studiare anche bene sul territorio con la politica del fare, quello che è il proprio obiettivo e quello che si può realizzare. Florinda, noi ti facciamo i complimenti a te, ad Andrea, ovviamente per quello che avete realizzato, ma io questi complimenti te li voglio fare per tutto quello che ancora dovete fare, perché sappiamo che ci stupirete come sempre con Farm Cultural Park a Favara. Grazie Eliana, grazie a tutti quelli che hanno seguito questo incontro. E noi così ci salutiamo in attesa di andare a fare questo viaggio all'interno di Farm Cultural Park a Favara da scoprire per chi ancora non l'avesse visto. Noi invece ci ritroviamo domani come sempre alle 12 con Io Compro Siciliano Live. Ciao!